Ciao amici, benvenuti a questo 65esimo episodio della nostra lunga saga italiana. Vi ringrazio per guardare questo video e vi preannuncio già che ci sarà una sorpresa. Scusate se ieri non ho potuto caricare un episodio della saga italiana, ma scoprirete che c'è stata una buona ragione, almeno spero. E ho modificato alcune caratteristiche della nostra musica e ho inoltre aggiunto un brano che spero venga eseguito durante l'episodio. E allora, qui come siamo messi? Tra poco potremmo anche tentare di prenderci un ulteriore cardinale, forse, però vedo che dobbiamo anche tenerci, insomma, lontani dagli inseguitori per quanto riguarda quelli che già abbiamo. Allora, dobbiamo chiamare un cardinale, cioè un diplomatico, perché dobbiamo cercare di fare una pace con l'Inghilterra. E appunto c'è un problemino perché potremmo già quasi quasi far pace, però stiamo integrando altre province, quindi siamo un po' sovraestesi e quindi per assurdo dobbiamo aspettare prima di annettere ulteriori territori perché altrimenti insomma, faremmo molta fatica a integrarli tutti insieme. Ci potrebbero risultare indigesti, però pensavo magari di iniziare dal territorio inglese, potremmo appunto prendere quello che è uno, quindi non causa problemi, e poi più avanti quelli degli ottomani, magari quando avremo finito tra 3 anni, non lo so. Tanto per far soffrire ancora un po' di più gli ottomani, no? Che sono bloccati completamente dalle nostre navi. Inoltre, per far pace con gli ottomani dobbiamo prima farla con Algeri, e per far pace con Algeri vogliamo che prima la Spagna faccia pace con Algeri, quindi capite che è un po' un meccanismo assurdo. Ci chiediamo cosa produrranno qui gli inglesi, però tutto sommato non ci... Abbiamo deciso che non ci interessano troppo le colonie America, tanto le recupereremo prima o poi. Purtroppo poi Nuova Venezia ha preso l'abitudine di fare dei maledetti protettorati, e io ho notato che con i suoi protettorati io perdo i casus belli, quindi non è conveniente per noi questa cosa. Speriamo non ne faccia ulteriori, anche perché li fa spesso, scusate, con quelle province che sono particolarmente ricche, come Ottawa, mentre i Poni... Dove sono i Poni? Mio Dio. Ah, eccoli qua. Mi è venuto un po' di tosse. Vabbè, ho notato anche che adesso possiamo convertire la cultura. C'è uno sconto grandissimo, no, per questa provincia coloniale, che sia solo per insomma, le province che hanno cultura europea e che sono cattoliche, perché qui questo è cattolico, ma non ho lo sconto. Qui mi diceva che potevo, non so se avete visto, c'era questo sconto perché è una provincia della stessa religione d'oltremare, però in realtà, come ben capite, anche queste sono d'oltremare, hanno la stessa religione, ma lo sconto non c'è, quindi non è ben spiegata la situazione. Comunque ottimo, comunque possiamo convertire quindi queste province. Mi chiedo se... Forse è perché d'oltremare... Ah, è d'oltremare per i portoghesi. Mentre queste non è d'oltremare per il Congo? Potrebbe essere così. E queste non sono d'oltremare. Quali sono quelle che... Portoghese? No. Purtroppo non abbiamo sconti. E... Vabbè. Comunque io in questa guerra degli ottomani mi prenderei queste due province e questa. E se rimanesse spazio per qualcun'altra. Però dobbiamo prendere pure due di Algeri, quindi non sarà insomma facilissimo poter prendere tutto quello che vogliamo. Quindi qui nel Tirolo stiamo finendo la conversione culturale che dovrebbe arricchire di molto la nostra manodopera.
ragazzi, che quantità di manodopera ci viene da questa provincia. Penso che se il totale è 13.000, da qui ne viene 685. Vabbè. Allora, dobbiamo semplicemente fare pace noi adesso. Io pensavo anche di seguire il consiglio di qualcuno di attaccare subito gli Aztechi. Io volevo aspettare che facessero pace con l'Inghilterra, ma sembra che non la faccia mai sta pace, quindi forse ci conviene precedere gli inglesi, non lo so. Allora, vediamo un po'. Nessuna notizia il primo giorno. Strano. Dobbiamo far pace con gli inglesi anche perché se no presto riempiremmo i nostri punti amministrativi. Ah, qui invece avevamo appena battuto gli ottomani. In effetti ci conviene inseguirli. Dove sono i nostri? Io sono rimasto sempre un po' indietro, quindi... Ah, ecco, qui stiamo facendo fuori anche degli altri inglesi, si spera. Mentre la flotta ottomana è sempre più minacciosa. Probabilmente ci conviene lasciare la maggior parte della flotta qui, perché qui potremmo pure finire l'assedio. E qui c'erano queste navi, perché avevo lasciato qui le navi. Non servono più qua. Potremmo magari recuperare. Vabbè che potrebbero stare anche lì quelle. Difficile. Ma io direi di lasciare. No, non lo so che cosa. Iniziamo a metterle in mare. Potrebbe essere già la soluzione migliore quella. Intanto, perché abbiamo perso gli effetti non si sa. Intanto qui c'è stata una rivolta non proprio sperata. Cioè, potevamo anche evitarcela questa. Non siamo d'oltremare qui, il che è un po' un guaio perché ci farà perdere ulteriore. Se non sconfiggiamo i ribelli perderemmo più prestigio. Direi che ci conviene prendere questa provincia, ma non accettano ancora. Siamo al limite, ma non accettano. Quindi dobbiamo ancora aspettare un po'. Credo che questa battaglia possa aiutare perché, tra l'altro, il fine di questa guerra era vincere almeno l'80% delle battaglie. Ne abbiamo perse 3, ne abbiamo vinte 9. Non so se basta vincerne un'altra. Non credo, dovremmo vincerne qualcun'altra ancora. Il fatto è che quindi non possiamo far pace. Potremmo però dichiarare guerra. Fantastico che avremmo il titolo imperiale adesso. Vabbè, comunque gli Aztechi potremmo dichiarargli guerra, ma sì, dichiariamogliela. Aztechi. Vediamo un po' di dichiarare questa guerra. Non so se ho fatto male, se doveva esserci un periodo di pace per qualche ragione. No, sto già annettendo il Marocco. La mia... Vabbè. Sì. Possiamo... Ah, beh, potremmo anche spenderla nella stabilità, in effetti, la... Ma sì, spendiamo un po' di punti amministrativi. No, non lo so. Ci devo pensare. No, Algeri, non possiamo far pace con te adesso. Questi vanno qua. Qui lasciamo qualcuno e poi procediamo. Vediamo un po', 20 no. 24. No, andiamo allora verso... Ecco, qui non si sa bene cosa abbiamo fatto. Perché siano impazziti, va bene. Meglio impazziti. Vabbè, ecco qui finalmente abbiamo ingaggiato il nemico. Dovremmo batterlo abbastanza di peso. Ok, battuto. Naturalmente non è una battaglia importante, però appunto
Aumenta il numero delle battaglie vinte, se non altro. No, è morto, ma... C'è morto proprio tra le nostre mani, lo stavamo per selezionare. Potremmo anche costruire un'università. Presto. Ci servono un po' di soldi, ma io so da dove prenderli. Pony, venite qua. Potremmo dichiarare un po' di guerra, in effetti. Macassar, dove siete, Macassar? La cosa che odio è perché non basta premere... Aspetta. Ah, un po' lontano, Macassar. Dobbiamo espanderci in questa direzione. Voi dove siete? Ma pensa, devo chiudere questa per... Ah no. Sì. Vabbè. Questi. E dobbiamo fare queste guerre con questi simpatici, Questi li abbiamo già distrutti. Ecco, ecco, attenti. L'Italia è risorta dalle rovine, rinasce immortale l'impero romano, sia indivisibile senza confine, forgiato è da sangue e virtù veneziana. Sia sempre prospera la nostra patria libera, i popoli amici, baluardo sicur, la stirpe dei Gonzaga, fama di gloria, alla vittoria ci guiderà, nell'ora più buia col sol del suo cuore, il grande Antonio ci raggiò la via, raccolse i popoli col suo valore, ci infuse fortezza e valentia, sia sempre prospera la nostra patria libera, i popoli amici, baluardo sicur, la stirpe dei Gonzaga, fama di gloria, alla vittoria ci guiderà, noi con temperanza, giustizia e prudenza fissiamo il destino di generazione, e al tricolore la nostra bandiera saremo leali con abnegazione, sia sempre prospera la nostra patria libera, di popoli amici, baluardo sicur, la stirpe dei Gonzaga, fama di gloria, alla vittoria ci guiderà. Come avete sentito, ho pensato di scrivere questo inno per il nostro Regno d'Italia guidato di Gonzaga, Ferdinando I. E per farlo ho in pratica usato la musica di un altro inno
che adesso voi dovrete indovinare qual è. Comunque è un inno che è stato scritto dopo la fine del gioco, quindi dopo il 1820. Però ho deciso di usarne le note, poi modificarne completamente il testo per fare questo inno. Purtroppo la qualità della registrazione non è perfetta perché non ho uno studio di registrazione, quindi ho dovuto usare il microfono integrato nel computer. E non so se il risultato possa essere soddisfacente. Magari se qualcuno ha la possibilità o ha doti canore, insomma, migliori, e potrebbe provare a registrarlo in maniera migliore. Io magari lascerò nella descrizione del video oppure come commento il testo. Non lo so, però se non altro, anche così penso possa andare abbastanza bene. E c'era un'altra cosa che non ho ancora detto. C'è un utente che parlava che ha creato una bandiera per Nuova Venezia, cioè non so se per questo stato coloniale. E quindi naturalmente le vostre iniziative sono sempre molto positive per me, quindi se avete qualche buona idea proponetela e di sicuro cercherò di implementarla nella partita. Allora, comunque riprendiamo. Beh, stiamo andando a fare una bella visita agli ottomani. Vediamo un po' qui di attaccarli. Allora, ok, abbiamo usato il diplomatico per dichiarare guerra, però invece ci servirebbe qualche rinforzo per combattere la ribellione di Cadice. Vabbè che Cadice non ha nessuna caratteristica particolare, quindi potremmo anche non curarcene teoricamente, però. Vabbè. Ancora. Maledizione. Mandiamo un po' di navi di supporto a sto punto, perché appunto, come del resto già temevo, questi ottomani ci stanno attaccando in forze con le loro navi che hanno ormai avuto il tempo di reclutare, quindi ecco, finalmente questi effetti si sono ristabiliti. Appunto per coglierci di sorpresa usano. Ah, ecco, abbiamo qui la nostra flotta commerciale. Non l'avevo vista purtroppo subito. Però stiamo andando ad attaccare in un territorio assai sfavorevole. Ma ci conviene. Abbiamo truppe offensive e un miglior generale, eh. Però qui è montagna, eh. Non si scappa. Cioè, non credo che finiremo nel. No, è impossibile. Però abbiamo tutto il morale, loro ne hanno poco. Ma proviamo l'attacco, dai, proviamo. Magari moriremo tutti per questa follia, però. Ecco, siamo arrivati con le navi, benissimo. A questo punto. Ok, siamo partiti abbastanza bene. Sì, sì, li facciamo fuori. Vai! Ok, abbiamo affondato le loro navi a sto punto. Questo è selezioniamo il mercantile, gli diciamo di tornare a commerciare. Questo sarà bene risistemarlo. Queste è meglio lasciarle. No, anzi, queste le mandiamo qua, in una posizione un po' più strategica. Mentre queste le rimandiamo qua, dai.
Oh, ok, finalmente. Sì. Abbiamo avuto più o meno la stessa quantità di perdite. Cerchiamo di capire dove potrebbero andare. Io credo da questo lato. Qui lasciamo le truppe necessarie. Comunque avete visto che adesso siamo diventati davvero forti anche nel recupero di manodopera. Abbiamo fatto quella grave sconfitta, ma non ci ha arrecato danno alla manodopera, cosa che sarebbe stata impensabile fino a poco tempo fa, quindi sta andando tutto piuttosto bene. E... Questi però in effetti è così importante lasciarli qua o ci rischi di volta? Vabbè, allora lasciamoli. Allora, speriamo di poter far fuori definitivamente queste armate perché non sono certo simpatiche. Io direi che anche qui potremmo magari lasciare solo 2 galeoni e l'altro mandarlo a riparare. Allora, dove... Oh, finalmente abbiamo finito il primo assedio, il che significa che queste usciranno dal porto, bene. Gli ottomani devono continuare a spendere un sacco di potere diplomatico, non so quanto ne abbiano, ma rimarranno indietro e poi non potranno più neanche far quello. E noi non faremo pace finché non ci sarà proprio la richiesta di pace, quindi... Cioè finché non ci sarà desiderio di pace. Ok, questi sono morti, ancora prima di nascere praticamente. Abbiamo catturato una galea, vabbè. Io amo tanto le galee, ma... Quante ne ho? Infatti ne ho solo una, tanto l'amo. È proprio una galea, no? Neanche un galeazzo. Una galea. Vabbè, finché non raggiungiamo il limite di forze possiamo anche tenerle, ste galee. Magari quelle danneggiate le mandiamo qua, intanto. Qui c'è sempre di più da preoccuparsi, comunque. Io direi di portarci in questa direzione perché... Ah, no, beh sì, non è gravissimo. Ecco, qui... Dove stanno andando sti qua? Non c'è nessun leader? Ah, ho capito, andate qua. Avete il passaggio. Cioè, a meno che si fermino qua, però mi sembra un po' strano. Io ce l'ho il passaggio, non mi ricordo più che relazioni diplomatiche ho. Ma dov'è l'Italia? Vediamo un po'. Sì, l'ho anch'io, quindi posso procedere insieme a loro, però... Sì, come si supponeva. Beh, qui si può attaccare abbastanza bene. Questi cosa stanno facendo? Sono anche loro in guerra con gli ottomani. Ah, però hanno anche altre guerre, le perdono, forse. Io non tifo tanto per i mamelucchi. Allora, io direi... Esatto, anche voi seguiteli, dai. Magari lasciamo qualche truppa per strada. Treviri, bravi. Allora, stavamo anche considerando i consigli che qualcuno mi aveva dato di dare ai miei vassalli, che non mi ricordo neanche più, Treviri, Colonia e forse no. Chi era il terzo? Ah, il Württemberg. Cavoli, è vero, il Württemberg potrebbe... Non ha pretese? No. Ah no.
Niente. No, perché in effetti, dato che spesso sono in guerra con l'Austria, potevo magari dare indietro ai miei vassalli i loro territori, però vedo che l'unico territorio del Württemberg sarebbe quello di Ulm, cioè il Costanza, comunque i territori di Ulm, mentre sull'Austria non ha nessuna pretesa, quindi evidentemente non è il più adeguato forse. Ok, procediamo, dai. Mi piace l'idea di lasciare tutta la Turchia sotto assedio. Possiamo anche cercare di espandere con le truppe che già abbiamo il numero di assedi corrente. Perché appunto c'è questa possibilità. Com'è che non andiamo avanti qua? Vabbè, abbiamo fatto anche abbastanza bene ad aspettare un attimo, forse. Benissimo, questa è una provincia strategica che abbiamo annesso. E non ci sarà molta possibilità. Oh, è vero che c'è anche Rodi. Vabbè, non ci metteremo ad assediare proprio tutto, perché non avrebbe neanche molto senso. Questi già se ne vanno a Gaza. Qui arriva l'8. No, allora noi cerchiamo di rallentare, perché non vogliamo soffrire di troppe perdite. Con questo ce ne andiamo. Dove ce ne andiamo? Li lasciamo andare in Giudea. Ok, è tornato un diplomatico. Vediamo se adesso vogliamo anche i soldi, ragazzi. Vogliamo mandarvi in bancarotta 100 volte prima di essere soddisfatti. Vi piace come idea ottomana? Non credo che gli piaccia. Questi se ne scappano naturalmente. Abbiamo già finito pure l'assedio qua. Allora, cerchiamo di andare più a sud. Eccoli. Purtroppo non riusciamo a impadronirci di altri cardinali, sembra. Adios. La truppa ottomana non dà l'idea di cavarsela benissimo. Ok. E adesso vogliamo inferire il colpo di grazia al loro maledetto esercito. Ci avete fatto penare in passato. Non dimenticheremo le prime sconfitte nella lontanissima guerra contro di noi. Ma adesso siete voi a dover soffrire la giusta ricompensa per le vostre azioni. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo invece in Aztechia. Allora, vediamo un po'. Potremmo... Ma che generali sono sti qua? 0-0. Non valgono niente. Allora, qui non c'è neanche il tempo quasi di, di arrivare, che li abbiamo distrutti. Grandi. Cerchiamo a sto punto di staccare queste unità.
Queste altre le mandiamo di qua, mentre la maggior parte del nostro esercito le riportiamo per la strada principale in Anatolia. Ci volete dare anche i soldi? Sì, bravi. Direi che a questo punto possiamo anche far pace con gli inglesi. Perché no? Ui! Ecco, bello che mi ero dimenticato. Penso che sia questo il mese in cui l'ho riempito, perché dai, non l'avrò riempito prima. Comunque devo decidere. Facciamo pace, possiamo far pace? Cosa producete? Niente ancora. Ma non sembrano così pericolosi sti inglesi. Noi tutto sommato li avevamo ingaggiati per via delle colonie africane. Se vogliono farne altre, tanto meglio per noi. E non abbiamo altre pretese oltre a questa. Nella loro coalizione c'è anche la Bretagna, che ci importa non molto. Magari prima o poi la vassalizzeremo la Bretagna per poi annetterla, non lo so. Però non adesso, di certo. Quindi possiamo far pace e chiudere così questo buon episodio. Ok, non possiamo chiedere di certo altro. Forzare la religione. Tra poco potremmo anche forzarla, no? Beh, ci vorrà ancora parecchio. Però nella prossima guerra ci prenderemo tutta l'Irlanda, di certo. In quella dopo sbarcheremo. E pian piano vorremmo annichilare proprio l'Inghilterra. La Bretagna io direi di prenderla quando ci espanderemo anche in Francia. Vabbè. Va bene, facciamo pure questo trattato allora. Non possiamo chiedere altro, vediamo se ci dà qualche... Cos'è che ci vorrebbe chiedere? Pamlico? Ah, vorrebbe... Ma che... No, non ci interessa. Allora... Va bene. Pace. Non abbiamo più il casus belli colonialistico. Va bene. C'è un po' di rischi e rivolte in quella provincia, ma non è ragione di troppe preoccupazioni per noi. La Spagna è una successione disputata. Non ci vuole più tanto male, vedo. Com'è possibile? Va bene. Ciao Spagna! Ah, vabbè, ha 15 anni, non credo morirà domani. Ok, la prima guerra è finita. Comunque... Beh, dai, facciamo anche questa battaglia, credo che vinceremo in un giorno, tipo. 2000, 3000... 3 giorni. Boom! Siamo più forti gli Aztechi, ho notato. Ridicolo quanto siamo forti rispetto agli Aztechi. Vabbè, andiamo pure, voi non attaccatevi, andiamo pure ad assediarli. Ecco, bravi, voi iniziate pure a circondarli. E, e poi magari ce li annetteremo tutti d'un colpo. No, moriremmo di sovraestensione. Cioè, il nostro stato coloniale morirebbe di sovraestensione. Magari... Non so. Potremmo anche farlo morire. Che cosa gli abbiamo dato? Un burocrate, magari. Se la può cavare. Messico, no, vabbè, magari ce lo mangeremo in 2 di guerre. Potremmo dividerlo in 2. No, ce lo mangiamo tutto, vediamo cosa succede. Se esplode il computer perché non ce la fa a elaborare il numero di rivolte, oppure cos'altro potrebbe mai capitare. Abbiamo stabile controllo della curia, ecco! Potrebbe essere il momento adeguato ormai per dichiarare guerra agli irochesi. Ma tutto ciò, ragazzi, succederà nel prossimo episodio. A presto!